Ed è il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo che entra in scena in questo mio nuovo video. Una bellissima escursione, un bellissimo anello che da Malgarastua sale in direzione del magnifico Lago Grande di Fosses per poi arrivare direttamente al Rifugio Biella, mangiare e rientrare nuovamente in direzione di Malgarastua attraversando quel versante che guarda proprio di fronte al Rifugio Biella del Monte di Fosses, ed è dove vi porterò oggi. Ed è dalla località di San Uberto, che si trova lungo la strada che collega Cortina d'Ampezzo con Dobbiaco, che parte questo sentiero per dare un riferimento, il Son Poses, quella stradina asfaltata che sale in direzione di Malgarastua, ma è proprio la stradina asfaltata da questo primo frangente che vi consiglio vivamente di trascurare, di seguire quella che viene definita l'accesso pedonale, che viene definito la via pedonale che porta direttamente in Malgarastua. Si evita quindi la strada asfaltata trafficata durante l'estate da bus, navette, biciclette e quant'altro, per incamminarsi e salire leggermente attraverso i boschi, attraverso queste bellissime panoramiche in direzione di Malgarastua proprio. Ed è un sentiero che praticamente si compone di leggeri sali e scendi. In un'occasione si rientra nuovamente per qualche decina di metri all'interno della strada principale, quella che scorre lungo questa vallata, per poi comunque, grazie a tabelle intuitive, tabelle indicative che sono molto, molto importanti come riferimento, per rientrare nuovamente all'interno di questi boschi. Da tenere in considerazione che rispetto alla strada asfaltata il sentiero pedonale, definiamolo così, poi scende leggermente più verso una piccola gola per poi risalire nel tratto finale direttamente in Malga. E come si è visto, questa prima parte di sentiero scende direttamente all'interno di bellissime gole rocciose, dove questo torrente così in piena vita ovviamente ne crea una cornice assolutamente perfetta.
quella di oggi è una giornata molto particolare qui in Malgara Stua. Infatti in questo ultimo sabato di giugno è in corso l'edizione 2024 della mitica Lavaredo Ultra Trail, quindi è una giornata in cui devo condividere un tratto di questo mio cammino, ovviamente con decine e decine di podisti, di ultra runner, di sky runner che stanno affrontando questa che è il tappone, quello che viene definito ovviamente il tappone più impegnativo e più difficile dell'intera manifestazione. Pensate, 120 km con qualcosa di più di 5.000 metri, se non mi sbaglio, di dislivello complessivo. Ed ora quella che è una bellissima passeggiata che scorre su questa strada forestale interna lungo il Ballon Scuro per raggiungere nel giro di una quindicina di minuti il Champ de Croche, che è il punto di cambio di sentiero per salire in quello che io definisco dell'intero anello che vado a chiudere in questa giornata, definisco il punto diciamo pure più impegnativo della giornata stessa. E questo è un angolo del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, a dire il vero quello che è il suo versante maggiore più a nord, perché man mano che si sale, proseguendo poi magari in altra occasione lungo la Valsalata, si arriva al rifugio Senes, quindi si entra di già all'interno del territorio delle Dolomiti di Braies in Alto Adige. È raggiunto il Champ de Croche con questo suo bellissimo e verde alpeggio. È il momento di cambiare linea di cammino. Se la strada centrale, la strada bianca, sale in direzione del rifugio Senes, sulla destra, proprio seguendo anche queste facili tabelle indicative, su sentiero 26 prosegue in direzione del lago di Fosses, del rifugio Biella. Un particolare da tenere presente è che questo per l'intera escursione è il tratto decisamente più impegnativo, perché dai 1755 del Ciampo per arrivare nella quota massima, dove poi sarà tutto un bel camminamento più facile, molto e meno impegnativo, sono 2150-2170 metri, quindi dobbiamo considerare questa differenza che si avvicina come dislivello ai 400 metri completamente in salita. Oh yeah! E se io sono
continuamente in salita in questo tratto di cammino. È anche vero che loro stanno scendendo nella direzione del Champ de Cloche, praticamente dove sono salito io. Loro stanno scendendo, quindi in teoria un percorso più agevole rispetto alla salita, ma dovete considerare che questi ragazzi hanno percorso all'incirca già sui 60 km in piena montagna. E devo dire che dopo aver corso per molti anni la mitica maratona, alcune delle più belle corse in montagna, però erano circa 20 anni fa e una ventina di chili di meno, e devo dire che un po' di invidia la sento vedendo questi ragazzi, questi uomini e donne che si danno da fare all'interno di questi itinerari così impegnativi, di queste gare agonistiche molto impegnative. Mi fanno un po' invidia perché mi vedo tornare indietro di 20 anni, quando oltre alla maratona una volta o due all'anno facevo anche queste corse di montagna. La Lavaredo Ultra Trail l'ho fatta 2 volte, ovviamente non i 120 km ma l'itinerario da 80 km, e sono esperienze, sono soddisfazioni, sono dei confronti con te stesso veramente molto importanti, molto forti, e che onestamente rafforzano sia il carattere che la tempra che abbiamo dentro. È arrivato a questo punto, a questo crocifisso, il sentiero e la lunga salita è più che terminata. Adesso si apre un nuovo capitolo, si apre un nuovo sipario su di un tratto di sentiero molto più agevole, ma per scoprirlo io non aggiungo altro. Vi lascio a queste mie immagini per vedere cosa mi aspetta leggermente più su, e a voi ogni possibile commento. E la Remeda Rossa, Remeda Rosses, si compone di questa roccia friabile, frastagliata, completamente diversa rispetto alla bianca roccia di dolomia che siamo abituati a vedere in altri territori dolomitici. Ed eccomi in quello che io considero sicuramente uno dei punti naturali più belli in assoluto del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Ovviamente ogni angolo ha la sua particolarità, ogni panorama ha la sua particolarità, però questo credo non conosca spazio, non conosca tempo e nemmeno misura. L'alpeggio del Lago Grande di Fosses.
Ed ora sempre sul sentiero 26, sempre in compagnia di questi colorati runner che in questo caso vanno nel senso opposto rispetto al mio. Dicevo, si prosegue sul sentiero 26 in direzione del rifugio Biella. Ed è il rifugio Biella a 2327 metri di altitudine, ai piedi della bellissima Groda del Becco. Becco, Becco, Becco. Ed ora lascio il rifugio Biella, inizia così la seconda parte di questo anello escursionistico. Inizio la lunga discesa che mi riporterà tra un po' nuovamente in direzione di Malgarastua sul sentiero numero 6, attraverso il Monte di Fosses. E il Monte di Fosses si compone di questo ampio pianoro, bellissimo panoramico, che guarda addirittura in direzione del Pelmo, in direzione del Cristallo, quindi parliamo di versanti più a sud del parco, il Monte Pelmo addirittura nel versante verso la Val Fiorentina. Ed è un grande pianoro, come dicevo, che si compone di questa roccia, di questi massi che sono sparpagliati all'interno di questo meraviglioso verde. Adesso c'è un po' di nuvolo che non risalta maggiormente la bellezza di questo luogo, però è veramente un buon punto di vista. E ogni volta che passo da queste parti mi chiedo sempre chi ha avuto la bella idea di mettere questo sassolino proprio in questo punto. E a livello informativo arrivo a questo bivio dove il sentiero 6/A in circa 40-45 minuti arriva al rifugio Sennes, quindi dall'altra parte, nel versante opposto da quello in cui sono diretto io. Io invece rimango lungo il mio sentiero, il 6, che come indicazioni escursionistiche dà direttamente in direzione di Rastua.
Ed ora mi lascio alle spalle il monte di Fosses, mi lascio alle spalle tutto quel versante di questo meraviglioso angolo delle Dolomiti d'Ampezzo che guardano verso il rifugio Biella per una nuova prospettiva. Infatti tra un po' mi aggancerò alla strada forestale che scende lungo la Valsalata, una strada forestale che da questo punto più a monte guarda verso un nuovo versante montuoso, anche a un nuovo territorio regionale, sto parlando dell'Alto Adige, e quelle che ho leggermente lontano in questo momento alle mie spalle sono le vette, le creste montuose che rientrano all'interno del territorio di Marebbe. E se per alcuni minuti, come avete visto, sono entrato all'interno del parco naturale di Fanes, Sennes e Braies, quindi sconfinando da un punto di vista regionale Veneto e Alto Adige, è questione di pochi passi per rientrare nuovamente all'interno delle Dolomiti Bellunesi e del parco che mi ospita, quindi il parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Ed è da qui che ora inizia questo tratto di discesa che attraversa l'intera Valsalata in direzione del Chan Po de Croce e successivamente Malgarastua. E dopo aver attraversato nuovamente il Chan Po de Croce, praticamente è questione di una quindicina di minuti per giungere nuovamente in Malgarastua. Già dal Chan Po si riprende il sentiero di questa mattina, quindi Malgarastua, e successivamente attraverso il percorso pedonale interno scendere in direzione di San Uberto. Considerate che è una tempistica abbastanza breve da Malgarastua, o fate il sentiero che ho fatto io questa mattina, quindi il sentiero pedonabile, la via pedonabile, se no potete scendere anche attraverso la stradina asfaltata interna, però attenzione perché tra auto, navette, biciclette c'è un po' di tutto, c'è ovviamente un po' di traffico. Ed è stata una giornata dove, soprattutto nelle quote maggiori, sono sempre stato in compagnia, una giornata che si è così colorata dalla presenza di decine e decine di podisti, un bel centinaio di atleti che proprio oggi non avevo calcolato e forse non ero neanche molto informato, partecipavano a uno dei 3 percorsi della Lavaredo Ultra Trail. E da un punto di vista tecnico è un'escursione, è un anello che si completa tranquillamente nell'arco di una giornata. Poi le tempistiche sono sempre e ovviamente individuali. L'unico tratto più impegnativo è quello che dal Chan Po de Croce sale direttamente attraverso quei bassi boschi in quota all'altezza del Remeda Rosses, al lago grande di Fosses per intenderci. Ecco, un dislivello abbastanza impegnativo, sono poco più di 400 metri di questa salita che insomma individualmente nel giro di un'oretta e un quarto e un'oretta e mezza si riesce a completare. Poi, come avete visto anche delle immagini, leggeri sali e scendi fino a raggiungere il rifugio Biella, dove ovviamente ci si ferma per il pranzo di mezzogiorno, si mangia veramente bene, ottima accoglienza, ospitalità e cortesia. E poi sul sentiero numero 6, come avete visto, scendere attraverso questa bellissima strada bianca e costeggiando il Monte de Fosses per rientrare attraverso poi la Valsalata nuovamente al Chan Po e a Malgarastua.